Incidente questa mattina a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Il sinistro si è consumato poco prima delle 8 lungo la strada regionale 305 all'altezza di via Re di Puglia. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un'auto condotta da una donna si è scontrata lateralmente contro altre due vetture in sosta, abbattendo la segnaletica stradale. Non si esclude che la donna alla guida dell'auto sia stata colta da improvviso malore. Nell'impatto ha riportato diverse contusioni. Sul posto è giunta l'ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone. Vista la gravità è stata trasferita a Catinara, ma per sua fortuna fuori pericolo di vita. Sul luogo del sinistro ha operato una squadra del distaccamento di Monfalcone. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. Disagi alla circolazione vista l'ora.